Se c'è qualcuno che c'ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che c'ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene, finiscono male. Capita spesso che li trovi a rubare e fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non sono mai stato un qualunquista, quelli che dicono che sono tutti uguali. Quella non è la mia maniera di pensare, però lo ammetto, certe volte l'ho pensato. I funzionari dello Stato italiano sembrano spesso personaggi da vetrina. Sotto la luce sono belli ed invitanti, quando li scarti poi ti accorgi che eran finti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Si dice sempre che ogni popolo assomiglia in tutti i sensi alla sua classe dirigente, ma è solo un modo per generalizzare, per scaricare la responsabilità. Perché la storia invece è piena del contrario, di gente brava che ha ispirato altra gente. Ed è proprio quando tutti pensano una cosa che trova spazio una versione differente. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io non ci credo che tutti gli italiani sotterrerebbero l'amianto nei campi, infangherebbero il nome degli avversari al solo scopo di non averli lì davanti, e comprerebbero la partita agli arbitri, o in quanto arbitri si farebbero comprare, racconterebbero bugie su una disgrazia e l'occasione che fa l'uomo criminale. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io mi inchino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione, ma tra i valori che si stanno affievolendo, quello più urgente è quello dell'innovazione. L'Italia è un punto esclamativo che si allunga dal centro Europa fino all'Africa del Nord. Siamo il paese che ha fondato un nuovo mondo, un grande ponte tra il futuro e da Marcord. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Posso affermare che non sono un idealista e la politica mi scalda poco il cuore, ma a volte penso che staremmo tutti meglio se pretendessimo qualcosa di migliore. Stiamo diventando un popolo di anaffettivi, stiamo diventando un popolo di compulsivi, stiamo diventando, lo siamo sempre stati. Io mi domando, forse ci siamo rassegnati. Personalmente non lo sono gli elementi per poter credere che in tanti non lo sono. Ognuno fabbrica da solo i cambiamenti e non c'è lampo che non abbia dopo un tuono. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Se c'è qualcuno che si gioca tutto quanto, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti, si faccia avanti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Io mi inchino ai valori della resistenza, ogni paese ha la sua rivoluzione. Se c'è qualcuno che ha voglia di ballare, si faccia avanti.